fascicolo sanitario elettronico nasce come strumento regionale per poi evolversi come strumento nazionale, per consentire al paziente e ai cittadini di consultare la propria documentazione clinica online indipendentemente dal luogo in cui questa documentazione viene prodotta. La stessa documentazione può essere consultata anche dai clinici e dai medici nel rispetto della privacy e delle scelte di ogni cittadino di consentire l'accesso a tutta la documentazione disponibile o solo a una parte. Oltre a consentire l'accesso al cittadino, la possibilità che c'è da parte dei clinici e di un istituto come lo IOV di accedere a questa documentazione online è un grosso vantaggio, perché consente di avere accesso a questa documentazione che altrimenti potrebbe vedere solamente nel caso in cui il paziente che si reca ad un controllo o ad una visita porta con sé una copia della documentazione. Bisogna ricordare inoltre che per poter accedere al fascicolo sanitario ogni paziente deve dare il proprio consenso all'accesso alla documentazione e volendo, nel caso sia necessario, può anche oscurare una parte dei documenti disponibili.